Rieccoci a Primus Inter Pares con il consigliere regionale capogruppo del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti. Abbiamo parlato di tante cose, ci ha spiegato che tante cose, tante non me le ha dette, è diventato un bravo, non vuole dirmelo, non si espone come la maggior parte dei politici non si espongono, lui neppure lui questa sera ha voluto fare. E invece il pensiero del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda l'immigrazione, i profughi, i centri di accoglienza nel Veneto, visto che oggi è una situazione inaccettabile in Veneto, la questione migranti e la questione profughi. Abbiamo, io penso a Bagnoli, un centro dove dovrebbero stare 150 persone e pare ce ne siano quasi 1 migliaio. No, ce ne sono di più tra Bagnoli e Cona. Esatto, Cona ce ne sono altrettanti e abbiamo chi gestisce questi centri, che è una cooperativa che addirittura è stata sbattuta fuori da Confcooperative, che non avrebbe nemmeno i requisiti per poter ricevere queste persone. Purtroppo oggi l'illegalità e le mafie corrono su 2 gambe. Il riciclo dei rifiuti, quindi la tratta dei rifiuti illegali, e i migranti. Abbiamo visto con Mafia Capitale, ok? Quindi proprio la criminalità oggi si ciba di queste 2 cose e vedere che c'è chi specula perché si tratta di business e stanno facendo business sui migranti con i nostri soldi sulle nostre spalle, facendo esplodere la tensione sociale. Allora, prima di tutto bisogna potenziare quelle che sono le commissioni prefettizie. Cosa vuol dire questo parolone? Sono quelle commissioni necessarie per riconoscere nel minor tempo possibile, l'Europa parla di 3 settimane, chi veramente è un profugo e scappa dalla guerra. E, caspita, viva Dio, siamo esseri umani tutti, chi scappa dalla guerra, che gli sparavano addosso, è giusto, è scritto nella nostra Costituzione, nei trattati internazionali ed è umanamente giusto aiutarlo. Ma dall'altra parte, se uno non ha i documenti, arriva in maniera illegale, non ha nessun titolo per poter rimanere nel nostro paese, deve essere rimpatriato. Ma com'è normale che sia? Perché se io vestito così come sono, adesso prendessi la macchina, andassi all'aeroporto di Venezia e prendessi un aereo per New York, sceso, mi dicono, scusi, i documenti, no, non ce li ho, grazie, arrivederci, mi rimandano indietro. Ma cioè, è normale, è il mondo che funziona così. Quindi oggi purtroppo invece la criminalità organizzata e tutta una serie di, abbiamo visto anche di parte di politica coinvolta a Mafia Capitale, sta mangiando in questa situazione in maniera indecente. Io sono andato a visitare anche la Prandina di Padova. Era una tendopoli in centro alla città, un qualcosa veramente di indecoroso. Sono situazioni che non devono esserci. Com'è che non devono esserci? L'abbiamo detto, i riconoscimenti devono essere molto più veloci. L'Europa non può pretendere che l'Italia diventi il campo profughi dell'Europa e quindi non possiamo noi farci carico di tutti gli arrivi. Prego. Non possiamo farci noi carico di tutti gli arrivi e quindi questi devono essere redistribuiti, ci deve essere una quota di redistribuzione tra i vari paesi. Quindi siamo a novembre 2016, oggi ne abbiamo 23 se non sbaglio, sono le 22 e 7 minuti, minuto più, minuto meno. Jacopo Berti cosa farebbe? Jacopo Berti prima di tutto direbbe all'Europa, se avesse la possibilità di andare in quei tavoli, a dire: non è un problema dell'Italia questa immigrazione selvaggia, è un problema dell'Europa. L'Italia è uno dei confini europei, non è un paese che va abbandonato a se stesso. L'Europa non le dà retta, cosa farebbe? No, troppo facile dire così. E l'Europa non è che può dire non ti do retta, perché appunto dopo noi paghiamo, però quando dobbiamo pagare 17 miliardi di euro all'anno in tasse all'Europa, quelli sono pronti con le manine a prenderli. Allora bisogna battere veramente i pugni sul tavolo e dire: io ti pago 17 miliardi e tu mi molli a mare? Te ne ridò perché non funziona. Il contributo all'Europa arriva anche per questo. Ma Jacopo Berti cosa farebbe? Li bloccherebbe, li farebbe ritornare quelli ovviamente? Allora, partiamo dal presupposto che non dovrebbero partire, prima di tutto perché è disumano. D'accordo, partono Jacopo Berti, arrivano quelli che hanno bisogno, come ha detto lei prima, arrivano quelli che non hanno bisogno. E allora noi abbiamo addirittura proposto, abbiamo fatto approvare una mozione in Parlamento perché venisse almeno il raddoppio, anzi più del raddoppio, perché in ogni prefettura d'Italia ci debba essere una commissione per il riconoscimento e quindi questo accelererebbe. Ma perché non vogliono accelerare? Quindi lei fa riconoscimento, dicono questi non hanno bisogno... E poi vanno fatti i patti bilaterali. Cosa sono i patti bilaterali? I patti bilaterali sono dei patti che fa il governo italiano con altri stati con cui ci si accorda per i rimpatri. Quando dicono che non è possibile farli, perdonatemi, dicono delle bugie. Faccio un esempio pratico. La Svezia, l'estate dell'anno scorso, dice il premier svedese: tranquilli, qui ne possono arrivare quanti vogliamo, nessun problema. 3, 2, 1, gliene arrivano 40.000. 40.000 ne sono arrivati.
Anche il premier svedese ha detto no ragazzi qua stiamo un attimo esagerando, ha chiuso gli accordi bilaterali e li ha rispediti indietro tutti quelli che erano immigrati clandestini o illegali. La Svezia, no i marziani, in Europa. Quindi non veniteci a raccontare dopo nascondendosi dietro un dito che queste cose non si possono fare, perché tanti altri paesi intorno a noi, sempre condividendo le nostre norme europee, lo fanno. Il business è che per ogni persona che rimane un giorno in più, anzi un giorno in più, sono 35 euro in più per le cooperative. È questo il business. Jacopo Berti, la cosa più semplice non è non far arrivare più soldi a queste cooperative in modo tale che... Ma siamo d'accordissimo, perché nel momento in cui, tutti i problemi. Ma nel momento in cui abbiamo detto che a Cone Bagnoli abbiamo una cooperativa che non ha nemmeno i requisiti. Poco tempo fa ha detto che stavano finendo i soldi, che non c'erano più, poi non mi sono più aggiornato, non so, però dicevano non ci sono più soldi per le cooperative, non so com'è la situazione oggi, se continuano ad arrivare o meno, però so per certo che chi lavora all'interno di queste cooperative fa fatica a prendere lo stipendio, usiamo questo termine. Torniamo al discorso di prima, regole certe, certezza della pena. Nel momento in cui io non ho i requisiti non posso partecipare a un bando della prefettura e la prefettura non può accettare questa candidatura né tantomeno dare questi appalti. Ma siamo a un cortocircuito istituzionale, le faccio un esempio molto pratico. C'è un prefetto ad Abano, c'è un commissario ad Abano. E dice il commissario, dobbiamo mettere dei profughi all'interno del primo ROC. Già una follia mettere dei profughi nel primo centro termale d'Italia. La regola, la circolare ministeriale dice 3 profughi ogni 1000 abitanti. Abano 18.000 abitanti, facciamo un conto spannometrico, 60 persone dovrebbero starci. Il commissario, che è una persona del Ministero degli Interni, dice mandatene 150. Cioè lo stesso Stato va contro le norme dello stesso Stato. Cioè di fronte a questo il cittadino è normale che si ribelli, perché dice ma come, io sbaglio a battere uno scontrino, mi dite anche dove devo mettere la saponetta se non mi arrivano i controlli della ASL. Il Movimento 5 Stelle è per controllare questi immigrati che arrivano, quelli regolari, e rispedirli a casa. Assolutamente, rispetto delle leggi. Semplice. Perfetto. Messaggi, andiamo a leggerli. Arrivano. Jacopo, come ti destreggeresti con la sicurezza per noi cittadini? Anche questo è un bel tema per quanto riguarda Padova. Berti, dopo Padova avete perso anche voi, viva Bitonci. Andiamo avanti. Bravi 5 Stelle a predicare bene, però firme false, scandali su rimborsi, richieste di cancellare le multe. L'ultimo, complimenti al dottor Jacopo Berti, un sindaco ideale per Padova. Un complimento, una critica, ci sta tutto. Ci sta, anzi, pienamente se li ricorda, vuole che li rivediamo, che li rispondiamo? No, insomma, grosso modo ricordo. La questione della sicurezza è importantissima. Eccola qui, ha riproposto, così ha detto, è stato bravo il nostro Jacopo, ha detto sono all'interno, in regia Marco e Claudio ha detto sono insomma un'ora e mezza che sono lì, naturalmente non si ricordano, ci hanno dato un po' anche hai capito, quindi ha detto è meglio che li rimettiamo e hanno fatto bene perché magari io me ne ero dimenticato. La sicurezza? Hanno fatto benissimo. È importantissimo dare un lavoro che sia fare un lavoro che sia di sorveglianza, ma è altrettanto importante fare un lavoro che sia di rivitalizzazione dei quartieri. Noi abbiamo visto che dove c'è abbandono del quartiere, il discorso prima della mobilità, della capacità di coinvolgimento, abbiamo la fortuna di avere 60.000 studenti, più li facciamo vivere la città, più allontaniamo le zone di delinquenza. 70.000, ancora di più, ecco. Più facciamo allontanare le zone di delinquenza, perché dove ci sono locali, dove c'è vita, dove c'è luce, dove ci sono situazioni diciamo di coinvolgimento. Quartieri dove vivono, nei quartieri, semplifichiamo per chi conosce Padova, il quartiere dell'Arcella è un quartiere dove lì c'è una maggioranza di cittadini quasi stranieri. Insomma, ma le regole devono essere uguali per tutti, quindi a me non interessa sinceramente che uno sia straniero, giallo, verde, arancione, fucsia, a me non importa nulla, non è che se uno è italiano delinque meno, se uno è straniero delinque di più, cioè, come abbiamo detto prima, le regole devono essere uguali per tutti, io non guardo in faccia a nessuno. Questo deve essere molto chiaro. Nel momento in cui tu hai deciso di vivere a Padova, tu persona che vieni da Treviso come dall'altra parte del mondo, sai che qua si rispettano queste regole. Quali sono queste regole? Sono delle regole che hanno permesso di accogliere 70.000 studenti,
che sanno che purtroppo oggi abbiamo avuto delle situazioni anche spiacevoli con delle case che sono state date da parte del comune, ancora mi ricordo, non l'amministrazione Bitonci ma con l'amministrazione era Zanonato e Rossi, delle case che erano state date a persone che non ne avevano minimamente i diritti. E questo vuol dire addirittura pregiudicati. Bitonci ha detto le diamo prima ai padovani. Insomma, ma su questo, ma anche questo, al di là dei padovani, a me sta bene, ma se io sono di Mantova, che sono di fuori regione, questo l'abbiamo affrontato proprio anche in regione perché hanno detto le case ATER dobbiamo darle prima ai veneti. E uno giustamente ha detto no ma scusatemi, è uno che viene a lavorare come medico ed è di Bergamo, va fuori graduatoria. Cioè, le regole, ripeto, non devono essere premiare la geografia, devono premiare il lavoro. Tu vieni qua, lavori, rispetti le regole, sei una persona per bene. Perfetto. I veneziani facevano così. E per via della sicurezza, per rendere sicura, quindi? Per via della sicurezza bisogna senza ombra di dubbio, come abbiamo detto prima, coinvolgere di più la cittadinanza. Coinvolgere di più la cittadinanza vuol dire dare più libertà anche alle persone di poter dare eventi. Certo. Io penso alle concessioni anche per poter avere dei locali, zone che oggi sono disabitate o che vengono anzi ristrette e vengono vessate, invece andrebbero spinte per attività locali, mercati. Siamo in chiusura, avrei tante cose da chiedere, allora cerco di accelerare. Prima abbiamo parlato dell'ospedale, invece adesso parliamo della sanità in Veneto. Sì. Come sta andando la sanità in Veneto, Jacopo Berti? Sanità in Veneto viene da 4 mesi di riforma della sanità che abbiamo affrontato, è stata 139 ore d'aula, 4 mesi e mezzo, 1 anno di commissione, quindi è stato veramente un lavoro enorme. Contento? Contento perché per una parte c'è stato una grossissimo... È entrato un progetto in aula, ne è uscito uno molto modificato, a nostro modo di vedere in meglio, per la parte riguardante la famosa azienda zero, ovvero quell'organo che dovrà gestire la sanità e il denaro della sanità, gli 8 miliardi e mezzo. Come Movimento 5 Stelle siamo riusciti a far mettere un organo di controllo che vada a controllare euro su euro come vengono spesi questi soldi, molto potente, con grandissimi poteri di ispezione, e dall'altra parte di eliminare completamente tutti i riferimenti ai project financing. Lei fa parte della commissione, quindi io sono vicepresidente della commissione sanità, quindi abbiamo lavorato moltissimo su questo. Fuori project financing, io questo proprio me lo sono posto come obiettivo dal Veneto, stiamo parlando di mostri mangiasoldi, le do 2 cifre. L'ospedale dell'Angelo doveva costare 250 milioni di euro, per colpa del project financing, cioè dei privati, arriverà a costare a noi cittadini 1 miliardo e 250 milioni. Quindi 1 miliardo di euro che verranno bruciati, buttati via, che dovevano invece finire in servizi della sanità. Certo. Contro di questi noi continuiamo a combattere perché purtroppo è un male diffuso. Andiamo a vedere il servizio di PAF, va bene, quello che abbiamo detto prima, andiamo a vedere il servizio. Circa 60 comuni veneti interessati, di cui 21 definiti a massima esposizione e collocati tra le province di Vicenza, Verona e Padova, per un bacino di circa 125.000 persone, quasi il 3% della popolazione della regione. Sono questi i contorni del caso PFAS, emerso per la prima volta in uno studio europeo del 2006 e salito prepotentemente alla ribalta negli ultimi mesi. Il PFAS è un composto chimico che serve a rendere impermeabili le superfici ad acqua, olio e sporco, un composto però altamente inquinante e sintetizzato nell'Alto Vicentino dalla Miteni SPA di Trissino, finita subito nell'occhio del ciclone. L'azienda vicentina però si è sempre difesa dichiarando che già dal 2011 non produce più alcuna sostanza di tipo PFOS o PFOA, i derivati più pericolosi, e respingendo al mittente qualsiasi accusa di inquinamento del bacino di Agno e Fratta Gorzone. A tenere sotto controllo la situazione comunque ci hanno pensato da subito l'ARPAV, la Regione Veneto e l'Istituto Superiore di Sanità, con un biomonitoraggio effettuato sui campioni prelevati da 507 persone e con diverse misure di sanità per mettere in sicurezza gli acquedotti e limitare l'utilizzo dei pozzi privati. Poche settimane fa invece sono arrivati i primi dati direttamente dal registro tumori del Veneto. Relativamente al 2013 non è emersa alcuna maggiore incidenza di tumori nelle popolazioni dei 21 comuni incriminati rispetto al resto della regione, ma si attendono i dati sugli anni successivi, così come si attendono maggiori approfondimenti su
tutto il campo delle malattie del metabolismo. Altra conseguenza da esposizione a PFAS è legata alla contaminazione degli alimenti, con 85.000 persone che saranno sottoposte a controlli volontari a partire dal prossimo mese. Ecco, una delle cose che Jacopo Berti fa con molto interesse e anche con molto tempo che mette a disposizione è proprio contro l'inquinamento della Regione Veneto e anche per via di PAF, dunque avete lavorato in maniera importante e notevole, ottenendo tra l'altro anche dei risultati. La sanità vuol dire sicurezza, abbiamo parlato di sicurezza fino adesso, ma la sicurezza è anche vivere a casa mia tranquillo e sereno, di non beccarmi una malattia perché qualcuno deve sversare le peggio porcherie nell'acqua, nel terreno, per non pagare magari i costi di bonifica, perché questo è quello che succede. Per risparmiare €1 e metterselo in tasca, ci sono dei veri e propri delinquenti che sversano le peggio schifezze nel terreno e poi ce le beviamo noi, ce le respiriamo noi. Perché lo dico? Perché oggi in Veneto, questo è un rapporto ufficiale purtroppo, che dice che 86 persone si ammalano ogni giorno di tumore. 86 persone, ed è in crescita, una crescita superiore al 10% solo nell'ultimo anno. Nonostante stiamo più attenti, che ci siano più cure, continua a alzarsi. Dall'altra parte siamo una delle regioni più inquinate d'Europa, e questo lo dico perché il rapporto ecomafie della Commissione Ecomafie del Parlamento ci ha messo 2 anni e mezzo, ha stilato un rapporto, sono 500 pagine, ma lo pone così, che va purtroppo a mappare il Veneto in una situazione disastrosa. 9 discariche abusive abbiamo, discariche abusive altamente tossiche, 22 roghi per incendi dolosi che si attribuiscono alle mafie. Cioè abbiamo la mafia che viene qua e dà fuoco ai rifiuti tossici nella nostra regione. È ovvio che purtroppo questa roba da qualche parte va e purtroppo finisce nel terreno, finisce nelle verdure che noi mangiamo, nelle verdure piuttosto che nell'acqua. La questione dei FAS nasce da questo, è stato sversato negli anni questo materiale che è tecnicamente si chiama interferente endocrino, un parolone per dire che fa male alle ghiandole, la tiroide, piuttosto che si va ad accumulo nel fegato, nei reni, e può creare delle grosse malattie. Per fare capire come viene trattato nelle altre parti del mondo, nel New Jersey, negli Stati Uniti, c'è stato uno sversamento molto più piccolo che ha interessato 70.000 persone. L'azienda è stata obbligata a risarcire i danni a tutti i cittadini, cioè allo Stato del New Jersey, e ha pure fornito l'acqua in bottiglia a tutte le 70.000 persone per tutti gli anni necessari per purificare l'acqua. Qua da noi invece hanno negato fino all'ultimo, finché non è esplosa la questione, e il nostro sindaco di Sarego per primo è stato quello a far chiudere i pozzi perché erano altamente inquinati. Quindi per capire anche, non è che la regione addirittura mi voleva, a me, mi volevano citare per procurato allarme. Cioè a questo siamo arrivati. Allora, di fronte a questo io mi faccio un'amara risata e dico, potete dirmi che sono un cretino, uno stupido, vado avanti, non succede niente, amen. Ma il problema sono le 150.000 persone, 200.000 persone che sono coinvolte in questo. A me dite quello che volete di me, ma pensate a loro, che stanno bevendo senza saperlo un'acqua inquinata perché qualcuno ha sversato per non pagare le bonifiche, per non pagare i costi di dismissione di questi agenti inquinanti. E purtroppo succede in moltissime parti, è un argomento che noi andremo a affrontare nei prossimi mesi, anche perché oggi il rapporto della Comunità Europea dice che 500.000 di persone all'anno muoiono per inquinamento. All'anno, cioè vuol dire una città da 500.000 di abitanti, Torino praticamente, ogni anno scompare tutti morti per l'inquinamento. Purtroppo è una cosa invisibile, ma è la nostra sanità, la nostra salute. Bene. Abbiamo chiarito un po' di cose questa sera, ci vorrebbero ore di trasmissione per capirne di più. 3 considerazioni, Jacopo Berti. La prima, non mi ha risposto a tutte le domande, ha cercato di sviare da un po' bravo politico, c'è riuscito in parte. Insulto o complimento? No, mezzo e mezzo, la prenda come vuole, però non mi ha detto il nome. Io pensavo, questa sera uscirà uno scoop con Jacopo Berti, mi dirà il nome del candidato sindaco, mi dirà questo, non è vero, ho pensato, ero sicuro che non me l'avrebbe detto. La seconda è che lei è sicuramente un uomo di grande comunicazione, lei se non farà il politico magari una televisione, qualcuno la chiamerà per fare questo lavoro perché lo fa bene e comunica bene e anche lo fa capire tramite in questo caso la televisione. La terza, che è la cosa più bella dal punto di vista mio, che è tifoso del Padova. Tifosissimo. Però va poco allo stadio. Allora, io sono i tifosi che non vanno mai, quindi non stia a soffiare, ci va poco. Questo sono sensibile. Le piace il plebiscito Leugano? Su questo sono molto sensibile. Ma non le piace il plebiscito Leugano a vedere giocare il Padova?
Allora, io mi sono fatto 14 anni da abbonato, questo è il primo anno che non sono abbonato, quindi piano a dire che non vado allo stadio, mi sono fatto tutti i playoff, tutti i playout. Ma quest'anno non è venuto. Ho capito, ma c'abbiamo un referendum e tutto, insomma, cioè, ragazzi, insomma, purtroppo... il tempo per il Padova lo deve trovare al di là Questo ha del ragione, referendum, questo ha ragione, infatti mea culpa, dopo 15 anni tra curva e tribuna. E quindi così, al di là di tutto, era una battuta indubbiamente. E siamo in chiusura, Jacopo Berti. Io a tutti gli ospiti che ho in questa trasmissione do la telecamera e do un minuto che lei può dire tutto quello che vuole a sua disposizione, a 360 gradi, parlare di tutto quello che vuole lei. Prego. Sarà una primavera molto intensa perché Padova verrà chiamata di nuovo alle urne perché purtroppo siamo di fronte al fallimento di una classe politica che non è stata in grado di gestire la città. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, siamo assolutamente determinati, ma allo stesso momento abbiamo l'umiltà necessaria per ascoltare e saper ascoltare per mettere in pratica quelli che sono i veri bisogni della città. Io anzi invito i cittadini, invito ad avvicinarsi al Movimento 5 Stelle, a farne parte, perché noi siamo stasera, per esempio, i miei colleghi si stanno trovando proprio per discutere dei progetti di una città, un programma che per il Veneto l'abbiamo scritto in più di 1000 persone e vorremmo che per Padova fosse la stessa cosa, estremamente diffuso, estremamente condiviso di partecipazione. Padova può rinascere nel momento in cui sarà un progetto fatto dai cittadini per i cittadini e non da qualcuno dall'alto che decide cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché abbiamo visto poi come va a finire. Grazie, dottor Jacopo Berti. Grazie mille a lei, è un piacere. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un altro personaggio ospite qui a Primus Inter Pares. Buonanotte.